Si annida negli impianti di areazione, in acqua, nella terra umida, quindi anche nei tubi, nelle piscine, nelle fontane. Parliamo della legionella, un batterio che causa malattie respiratorie che possono trasformarsi anche in polmoniti molto gravi. E a Padova e provincia, dall'inizio dell'anno, i casi registrati dall'ULS 6 sono ben 38. Ecco perché la preoccupazione è forte, pensando magari alle RSA, le strutture per anziani, ma anche semplicemente alle abitazioni private. La legionellosi è una malattia che può essere importante soprattutto per le persone più fragili e persone che hanno patologie pregresse o sono grandi anziani. È una malattia forse ancora poco nota, però i casi sono in aumento sia legati all'esposizione sia anche perché c'è maggiore attenzione da parte dei sanitari e quindi viene sempre testato anche l'antigene urinario per vedere se per caso una polmonite che si presenta in contesto ospedaliero sia da legionella. Tanto più che la diffusione della legionella può essere favorita dalle alte temperature come quelle di questa settimana, che ne accelerano la diffusione. I casi sono aumentati fino a raddoppiare da 2 anni a questa parte. Il nome è molto suggestivo perché riguarda proprio dei legionari. Parliamo di una epidemia avvenuta esattamente 50 anni fa, nel 1976 a Filadelfia, negli Stati Uniti, un incontro di commilitoni, aria condizionata e su 200 e poco più persone, 34 hanno avuto la legionella. Si è saputo dopo che era una legionella. Inizialmente pareva fosse una malattia legata al condizionamento dell'aria, ma fosse legata a sostanze chimiche e quant'altro, invece la ricerca, lo studio, i medici che si sono applicati hanno identificato il batterio responsabile. La manutenzione degli impianti e seguire i consigli degli esperti diventa così fondamentale. È importante sempre manutentare bene la parte dell'aria condizionata e l'altro elemento interno alla casa è la rubinetteria, cioè l'acqua e quindi l'acqua corrente. L'acqua, se è usato poco oppure se ci sono grosse incrostazioni di calcare, può essere una fonte dove i microrganismi si moltiplicano e quindi può essere una fonte espositiva importante. Quindi è consigliabile far uscire dai rubinetti acqua calda che sia almeno a 50 gradi, alzando cioè la temperatura della caldaia o del boiler. Bisogna poi evitare che si formi calcare e che l'acqua ristagni nelle tubature, quindi è utile farla scorrere spesso, sia calda che fredda, se non si usano quotidianamente tutti i rubinetti. Per quanto riguarda l'aria condizionata, invece, bisogna pulire e disinfettare i filtri regolarmente e tutte le componenti.